Buongiorno Notizia. 9.34, qualche settimana fa nell'aula consiliare del comune di Belpasso, nel Catanese, è stato presentato il libro Inerti della giornalista Barbara Giangravé, un racconto che trae spunto da una corposa inchiesta condotta dall'autrice dedicato al grave problema dei rifiuti tossici. La giornalista ha raccolto anche dichiarazioni del pentito Schiavone nelle quali viene ipotizzata una terra dei fuochi siciliana. Noi abbiamo raggiunto la collega giornalista Giangravé, ci ha parlato di questo suo lavoro, la sentiamo. Sì, è successo che io mi stavo occupando da giornalista di un'inchiesta su un presunto intombamento di rifiuti tossici in Sicilia e ho avuto modo un anno prima che morisse di intervistare Carmine Schiavone, l'ex collaboratore di giustizia, oltre che componente del clan dei Casalesi, che mi disse che Cosa Nostra avrebbe cominciato a intombare rifiuti in Sicilia almeno 10 anni prima rispetto alla camorra in Campania. Quindi dichiarazioni pesanti. Dichiarazioni pesanti quando me le rilasciò, che io non utilizzai in quel momento ai fini dell'inchiesta, ma decisi poi, visto che comunque Inerti a livello di manoscritto esisteva già, di utilizzare in una postfazione pubblicata alla fine del libro per contestualizzare questa storia. Oggi qual è la situazione in Sicilia? Che reazioni hai avuto dopo il tuo libro? Ma guarda, io sono in viaggio per l'Italia da un anno più o meno per presentare Inerti, e quello che mi ha colpito è che da nord a sud non c'è stato un posto in cui chi è venuto alla presentazione del libro non mi abbia detto il caso nazionale in Italia è diventato quello campano, tu parli di quello siciliano, però anche noi abbiamo gli stessi problemi e nessuno ne parla. Insomma, la terra dei fuochi è un po' dappertutto, non soltanto nel napoletano. Purtroppo temo di sì. Ringraziamo la collega giornalista Barbara Giangravé che con questo suo libro Inerti ha acceso i riflettori su una vicenda davvero scottante, davvero d'attualità. E parliamo adesso di altro.